Buon pomeriggio dall'African FC Arena. Incontro valevole per i quarti di finale di Coppa di Lega fra African FC e Atletico Gubella. Benvenuti da Salvatore Catania, Mimmo Condorelli. Ecco l'ingresso in campo. Tra le due squadre abbiamo visto il capitano Scirea in maglia verde e pantaloncini rossi, l'African FC, mentre in maglia blu con bordi gialli l'Atletico Gubella. Ma ecco le squadre che entrano in campo. Stadio pieno. Abbiamo visto poco fa l'incontro finito 0-0 fra l'Er Tavernello e l'Atletico Pornhub. Adesso vediamo lo schieramento delle due squadre. Zoff, Maicon, Kivu, Scirea, Roberto Carlos, Kin, Platini, Nedved, Cruyff, Romario e Del Piero. Questa è la squadra dell'African FC. Vediamo lo schieramento dell'Atletico Gubella, che presenta in campo Galli, Edinho, Aldair e Ferdinand, Guardiola e Simeone, Giggs, Dilma Santos, Zico, Puskas e Van Basten. Grandi campioni, nuovo torneo, nuovi team, nuovi manager, ma la stessa voglia di vincere. Vediamo come si presenteranno al debutto. Tutto pronto e parte l'incontro. Kivu serve Cruyff e dà a Nedved, appoggia per Alex Del Piero, cerca un controllo, pallone adesso per Maicon che avanza sulla fascia destra, dà in centro per Del Piero che dà a Platini, ancora Del Piero verso Nedved, scambio quasi tutto tra ex juventini, pallone messo in calcio d'angolo da Aldair. Dalla bandierina, il pallone per il colpo di testa di Cruyff. Mi è sembrato che è stato Cruyff sul passaggio di Maicon. Non era posizionato bene, ma buona occasione, ci ha provato l'olandese, non è riuscito a trovare il primo palo. Cruyff è stato il miglior marcatore della prima edizione con 3 gol. Ma questa è la Coppa di Lega. Pallone adesso per Roberto Carlos, cambia gioco per l'altro brasiliano Maicon, da Del Piero, anzi Del Piero per Platini, ancora Michael, mette il pallone al centro, anticipato e il pallone in calcio d'angolo. Del Piero dalla bandierina, mette questo pallone al centro, Aldair mette fuori, inseguito da Nedved, questo pallone lo prende e lo gestisce, mette il centro, Edinho anticipa Romario, Maicon, Platini, pallone messo al centro per Cruyff, non arriva, adesso Zico, Van Basten, Puskas, ancora Zico, larga per Giggs che avanza e viene fermato, ma riparte l'African FC con Del Piero. Entrambe le squadre giocano sulle fasce, con Nedved da una parte, Dilma Santos dall'altra. Adesso attenzione Cruyff, pallone ribattuto, adesso Nedved per Cruyff, Roberto Carlos mette al centro, Romario anticipato da Aldair, si sembra da Aldair, e poi un bolide deviato in calcio d'angolo. Deviazione in calcio d'angolo di Ferdinand sul tiro di Platini. Dalla bandierina va Del Piero, guarda lo schieramento dei compagni, mette al centro il pallone di testa, Platini, Giovanni Galli blocca. Era una buona occasione per il francese, ma buona risposta del portiere.
15 minuti di gioco, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Pallone controllato da Cruyff, indietro per Del Piero che dà un pallone per Romario, controlla di testa e poi da Platini che allarga sulla sinistra per Roberto Carlos, aggancia il brasiliano, cerca Nedved, lo trova, si accentra, cercava di trovare Roy Keane ma viene fermato e riparte la squadra di Gubella. Edinho, Simeone, ancora il brasiliano Edinho, lungo il traversone in avanti verso Van Basten che viene anticipato, Giggs adesso sul pallone, il gallese ha davanti a sé Del Piero che addirittura si propone come terzino, Guardiola, Zico, ancora per Giggs che cercava un pallone al centro ma arriva Zoff e ferma tutto. Sì, ha cercato la diagonale per l'attaccanti che si sono fatti trovare impreparati, però forse non se l'aspettavano, cercavano più un traversone. Pallone per Nedved, mette il pallone al centro, Ferdinand anticipa Romario e poi Giggs, Ferdinand, Edinho, Dilma Santos lancia verso Van Basten ma viene fermato da Kivu, Maicon, Del Piero, ancora Maicon, avanza sulla fascia destra davanti a sé all'olandese Van Basten, Kivu, Nedved verso Roberto Carlos, cerca il cross, ha davanti a sé due avversari, si libera, serve perdono palla adesso l'African FC, Dilma Santos per Aldair, Edinho, scambio quasi tutto brasiliano, Guardiola, lungo traversone in avanti all'indirizzo di Van Basten, viene fermato forse fallosamente da Maicon ma l'arbitro lascia proseguire, il pallone adesso per Roberto Carlos che serve Nedved, ancora per Roberto Carlos, al centro per Keane che dà indietro per Scirea, il capitano lancia il pallone in avanti all'indirizzo di Nedved, troppo lungo per il giocatore della Repubblica Ceca e fallo laterale. Squadre che si affidano un po' ai lanci lunghi e nelle ripartenze. Cruyff per Romario, pallone intercettato dai difensori dell'Atletico Gubella, adesso Ferdinand per Aldair, esce palla al piede il giocatore brasiliano, serve ancora Rio Ferdinand per Ryan Giggs, lancio in avanti, Van Basten di testa appoggia per Zico che allarga per Dilma Santos, fermato da Power Nedved, sembrava esserci fallo, l'arbitro lascia giocare, pallone adesso per Cruyff, ha tanto spazio l'olandese, allarga, pallone per Romario ma c'è sempre Aldair come un'ombra su Romario, ancora il brasiliano, partita ancora che non si sblocca. Cosa serve secondo te per sbloccare un incontro del genere? E serve più gioco a centrocampo, dicevo prima si affidano molto sui lanci lunghi, sulle fasce specialmente, vediamo, attenzione. Cruyff, è la grande parata di Galli, poi Edinho mette via questo pallone, Roberto Carlos, Nedved, ancora Cruyff, Roy Keane, allarga per Nedved, davanti a sé Dilma Santos, 38 di gioco, cerca il cross, pallone al centro, Ferdinand, salta più alti di tutti, pallone adesso ricontrollato dalla squadra dell'Atletico Gubella con Rio Ferdinand che dà a Giggs, lancia il pallone in avanti verso Van Basten ma c'è Kivu che lo ferma, controlla ancora l'African FC, pallone per Romario, Romario ancora per Del Piero, viene fermato ma pallone per Romario e c'è l'arbitro fischia, non so se è calcio di rigore, forse c'è stato un fallo di Romario. Sì, aveva perso il controllo Romario e ha cercato un intervento un po' fortunoso ma ha trovato il piede dell'avversario. Ammonito Romario,
Adesso controlla l'Atletico Gubella con Giggs. Ancora il gallese. Fermato. Pallone per Platini. E dà Del Piero. Romario chiama palla. Ancora Alex Del Piero. Cerca spazio. Si affida a Maicon che mette il pallone al centro. Cruyff appoggia per Romario, ma trova davanti a sé ancora un ottimo Aldair. Poi spazza via la difesa dell'Atletico Gubella e finisce il primo tempo. E grande occasione all'ultimo minuto per Romario. Bella partita comunque, anche se solo 0-0. Con le immagini passiamo alla ripresa. Adesso l'Atletico Gubella che controlla questo pallone con Zico, che dà indietro per Edinho. I due ex udinese si trovano nella stessa squadra, l'Atletico Gubella. Adesso Zico controlla il centrocampo, cercava Van Basten, ma c'è Kivu. Maicon. Pallone per Roberto Carlos. Non c'è ancora modo di sbloccare questo incontro. Bisogna avere un po' più fraseggio a centrocampo. Pallone in fallo laterale. Roberto Carlos mette al centro, poi di testa esce la difesa dell'Atletico Gubella. Controlla adesso Puskas, che dà all'indietro per Ardail. Ancora Puskas. Guardiola, Zico, Van Basten per Dilma Santos. Davanti a sé Roberto Carlos. I due brasiliani duellano fra di loro. Pallone per ancora Santos. Cerca spazio ma viene fermato da Nedved. Cruyff. Roberto Carlos per Roy Keane. Lancio in avanti all'indirizzo di Platini, ma Ferdinand di testa non fa passare nessuno. Maicon. Parte il cross al centro. Cruyff anticipato, poi il tiro. Cruyff. Galli dice di no e c'è l'autorete di Dilma Santos. Incredibile errore del brasiliano. È disperato perché è un errore veramente. Galli lo va a moralizzare, ma rivediamo. Aveva fatto anche una grande parata Galli. Il brasiliano appoggiava per Galli e Galli non ha visto il pallone passare davanti ai suoi piedi. Vedete sul tiro di Romario, anzi sul tiro di Cruyff, il grande intervento di Galli, poi Dilma Santos dava il pallone al portiere e il portiere non ha visto questo pallone che entra in rete. 1-0, seconda autorete di questo torneo. La prima è stata di Scirea ai tempi della Zeco. Cambia il risultato qui al 56esimo. L'African FC è in vantaggio con l'autorete di Dilma Santos. Adesso Zico controlla, pallone di Nedved per Romario, che allarga per Cruyff, controlla il pallone l'olandese, finta davanti a sé Edinho che lo ferma. Adesso cosa dovrà inventarsi l'Atletico Gubella per poter acciuffare questo incontro? E dovrà spingere un po' di più con le due punte. Vediamo Puskas. Intanto c'è l'errore dell'ungherese. Adesso è Del Piero. Maicon per Platini, che appoggia per Nedved, cerca lo spazio per Del Piero. Del Piero aggancia, controllo, il pallone, cercava il pallone al centro ma viene fermato dai difensori in fallo laterale. È un peccato perché sta difendendo bene l'Atletico Gubella e si affida alle ripartenze con Zico. Adesso è Platini. Maicon cerca spazio. Pallone adesso controllato da Marco Van Basten, che sbaglia il passaggio
sbagliano passaggi semplici. Adesso Romario per Platini, Maicon sulla fascia mette al centro per Romario, ma c'è sempre Aldair che anticipa il brasiliano, poi Platini ancora per Maicon, parte il cross, esce fuori il pallone Dilma Santos, sempre Roy Keane, Platini, apertura per Del Piero che viene bloccato da Rio Ferdinand che lancia questo pallone in avanti, conquistato da Chivu che controlla e allarga per Scirea, il capitano ancora dal rumeno che si affida a Keane per Maicon, Platini controlla palla il francese, serve Del Piero, appoggia per Maicon, cerca spazio, ancora Del Piero si accentrava per far partire il sinistro, poi pallone conquistato da Van Basten, fermato da Roy Keane, grande partita di Roy Keane. Sì, a centrocampo una vera diga Roy Keane, anche bravo nel gestire il pallone, a trovare compagni in avanti. Roberto Carlos, Nedved sulla sinistra fa partire il cross, anticipato Platini da Aldair che sta giocando davvero molto bene in difesa. Esce Dilma Santos ed entra Gattuso al suo posto, pallone messo a centro, Nedved non arriva, poi spazza via la difesa dell'Atletico Gubella. Bisogna alzare un po' più la squadra, al momento troppo bassa, troppo distanza fra i centrocampisti e gli attaccanti. Nedved appoggia per Roberto Carlos, cerca il traversone, mette il pallone al centro, deviato e poi anticipato Cruyff da Galli all'ultimo momento, poi Nedved, Edinho, anzi fosse stato Zigo a mettere fuori questo pallone, poi Del Piero, il tiro debole e Galli para. Momento buono per l'African che dopo il vantaggio ha preso ancora più morale. Pallone controllato da Gattuso, supera Nedved, appoggia per Puskas che mette al centro pallone deviato da Roberto Carlos, Zoff fa su il pallone, forse il primo pallone toccato da Zoff, che dà a Platini, Del Piero. Siamo al 79esimo minuto quasi di gioco, il risultato è sempre di 1-0 per l'African FC, pallone controllato da Alex Del Piero, dà ancora al brasiliano, mette al centro, Aldair mette fuori, Puskas cercava un traversone ma colpisce Nedved, pallone ancora per Maicon che vola sulla fascia, Maicon mette al centro per Romario ma c'è sempre Aldair, l'ombra di Romario oggi. È sicuramente migliore in campo per l'Atletico Gubella, Aldair. Van Basten, Gattuso, ancora Gattuso, scambia Zico, c'è fallo su Zico, il fallo è di Nedved. E qua non si devono fare questi errori, non puoi fare un fallo qua quando c'è Zico, non si fanno. Calcio di punizione, Zico sul pallone, parte Zico, il tiro e gol, 1-1, Zico. E come al solito un cecchino, il Pelé bianco come veniva chiamato, da lì non sbaglia, veramente pericoloso su ogni mattonella. E arriva il pareggio di Zico, 1-1, infallibile sui calci piazzati. Ma rivediamo, Zoff non può far niente. Gran gol sotto la traversa, potenza ed effetto, non può nulla il portiere. Cambia il risultato qui all'African FC Arena, il pareggio dell'Atletico Gubella all'83esimo con Zico su calcio di punizione. Adesso pallone controllato da Scirea, scambia con Roberto Carlos, ancora per Scirea, mette questo pallone in avanti, Aldair, Ferdinand, ancora per Aldair, Edinho,
Roy Keane conquista palla per Romario che controlla di tacco ma perde il pallone, poi Zico serve il suo compagno Puskas, pallone lungo per Gattuso, davanti a sé Roberto Carlos, si ferma il giocatore dell'Atletico Gubella, mette al centro per Van Basten, Zoff controlla il pallone e ci crede adesso l'Atletico Gubella, sta spingendo di più, poteva farlo prima, che ha tutte le carte in regola per affondare il colpo. Romario, Del Piero fermato, riparte il Gubella con Van Basten che appoggia per adesso è Puskas, Zico, Gattuso trova spazi, Gattuso da Simeone che appoggia per Giggs, si gira, cerca di allungare, poi mette al centro, ma c'è Maicon che dice di no e lo ferma e finisce in questo istante 1-1, tutto rimandato alla prossima domenica. Bella partita da entrambe le squadre. Arrivederci fra qualche ora.